Buongiorno, le principali notizie. Blitz dei carabinieri nel quartiere di Bocca di Falco a Palermo, controlli a tappeto contro illegalità, droga e furti di energia, un arresto, denunce e sequestri. La rivolta di Sferracavallo a Palermo contro il pizzo e violenza, residenti e commercianti vittime di aggressioni manifestano in piazza. Carceri in emergenza in Sicilia, Gazzi nel Messinese, aggredita a calci e pugni una funzionaria della polizia penitenziaria. Ad Agrigento, dopo la rivolta della settimana scorsa, convalidati 8 arresti. A Trapani un minorenne fuma dentro un bus urbano a Marsala, l'autista ferma il mezzo e lo schiaffeggia. Il comune ha avviato un'indagine. A Catania, piazza Rosa Balistreri, da poco inaugurata, già nel degrado, verde incolto, fontane fuori uso, rifiuti ovunque. Roberto Vecchioni ad Agrigento, contra il silenzio e il tuono, il cantautore regala al pubblico un messaggio: amare la vita sempre. Calcio, Catania, Ascoli e Salernitana, le favorite dei bookmaker per i play-off di Serie C. Rosazzurri da martedì in ritiro a Veronello, entreranno in gioco il 17 di maggio. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti. A Palermo sono stati fermati 3 giovani che giovedì pomeriggio hanno sparato in via Montalbo per colpire un pregiudicato. I proiettili hanno ferito anche una donna appena uscita da una macelleria. Secondo gli investigatori, che hanno utilizzato anche le immagini di videosorveglianza, c'è una partita di droga non pagata dai 3 indagati. E restiamo a Palermo perché c'è stato un blitz dei carabinieri nel quartiere Bocca di Falco. Sono stati controlli a tappeto contro illegalità diffusa, droga, furti di energia. C'è stato un arresto e anche denunce e sequestri. Sentiamo Desiree Ferlito. Controlli serrati anche dall'alto per riportare legalità nel quartiere Bocca di Falco a Palermo. I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno passato al setaccio strade e abitazioni, concentrandosi su droga, sicurezza stradale e allacci abusive alla rete elettrica. Nel corso dell'operazione è stato arrestato in flagranza un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a rubare energia elettrica con un collegamento illecito alla rete pubblica. Altre 5 persone sono state denunciate per lo stesso reato. Denunce anche per porto di oggetti atti ad offendere e per guida senza patente reiterata. Durante le perquisizioni sequestrate dosi di cocaina, marijuana e hashish, con segnalazioni alla prefettura per gli assuntori. Massiccio il dispositivo di controllo, 209 persone identificate e 97 veicoli fermati. Sul fronte della sicurezza stradale elevate 32 sanzioni per oltre 16.000 euro. Tra le violazioni più frequenti, mancanza di assicurazione e mancato uso del casco e della cintura. Famiglie di residenti e commercianti in piazza Sferracavallo siamo sempre nel Palermitano, recrudescenza della violenza che da novembre fino ai giorni scorsi ha portato a numerosi danneggiamenti, intimidazioni e sparatorie addirittura a colpi di Kalashnikov fino alla zona nord di Palermo. Manlio Viola. E allarme recrudescenza della violenza e probabilmente anche della richiesta di pizzo a Palermo. Non solo le 3 sparatorie contro attività commerciali e abitazioni nel mese di aprile. Dallo scorso novembre è un continuo narrare di episodi del genere. Colpi d'arma da fuoco contro auto, vetrine, saracinesche e abitazioni. E adesso a scendere in piazza sono anche i residenti della borgata di Sferacavallo, al centro di alcuni di questi episodi. Qualche centinaio fra commercianti e residenti hanno inscenato ieri pomeriggio una manifestazione di piazza rispondendo alla chiamata dell'associazione Filis, una protesta avvenuta poco distante dal ristorante Brigantino colpito nella notte fra il 24 e il 25 aprile da una sventagliata di mitra Kalashnikov. Palermo ha acceso i riflettori ed è il momento di cambiare questa città, dire no alla mafia come si è fatto oggi, una manifestazione pubblica in cui è venuta tutta Sferacavallo e Palermo ha messo gli occhi giusti su un tema che nel 2026 non dovrebbe neanche essere un tema, perché non dovrebbe accadere. Le intimidazioni di stampo mafioso. Diciamo basta. Un episodio, quello del danneggiamento al Brigantino, che gli inquirenti ricollegano ad altri avvenuti a Tommaso Natale il 9 aprile contro il deposito della Sisti di Baicar e a Palermo in via Don Minzoni la notte fra il 29 e il 30 aprile. Episodi che potrebbero preludere a richieste di pizzo che però non sarebbero ancora state avanzate.
Un motociclista di enduro è morto cadendo in un'area impervia di Portella Sant'Anna nel Palermitano. L'uomo è stato recuperato dai tecnici del soccorso alpino e speleologico a San Martino delle Scale, individuato da un gruppo di escursionisti che hanno dato l'allarme. E purtroppo non finisce la scia degli incidenti, perché c'è stato un altro incidente a Palermo, proprio in centro città. Un motociclista ha perso la vita all'incrocio tra la centrale Via Libertà e Via Lazio. Sentiamo Maglio Viola. Tragedia della strada in pieno centro cittadino oggi a Palermo. Nello scontro fra una Vespa e un'auto a noleggio con a bordo 2 turisti ha perso la vita un motociclista di 37 anni. La vittima si chiamava Dario Matranga. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 8 del mattino di una tranquilla domenica all'incrocio fra Via Libertà e Via Lazio, un incrocio molto trafficato e regolato da un semaforo. Drammatiche le fasi del soccorso. Nell'incidente il motociclista è stato scaraventato a terra e le sue condizioni sono subito apparse gravi. Il personale del 118 arrivato rapidamente ha tentato di stabilizzarlo sul posto. Interventi rianimatori avvenuti sul selciato fra i passanti prima di trasportare con urgenza in codice rosso Matranga al centro traumatologico del vicino ospedale di Villa Sofia. Nonostante i tentativi dei sanitari, l'uomo è deceduto poco dopo. Le indagini sono affidate alla polizia municipale, che dovrà stabilire l'esatta direzione dei mezzi e chi fra i due non abbia rispettato precedenza al semaforo. Questa nuova vittima della strada aggrava un bilancio già pesante per il territorio siciliano in queste ore. Solo ieri, infatti, un altro drammatico scontro era avvenuto a Campofelice di Roccella, dove a perdere la vita era stato un anestesista di 39 anni, anche lui a bordo di una moto. 2 vite spezzate in meno di 24 ore solo nel Palermitano, alle quali si aggiungono gli incidenti mortali registrati nel Trapanese. Adesso a Messina una agente di polizia penitenziaria è stata aggredita da un detenuto. La denuncia è del sindacato Consipe ad Agrigento. Dopo la rivolta della settimana scorsa sono 8 i provvedimenti per i detenuti. Sentiamo Francesco Triolo. Ancora aggressioni in carcere a Messina. Nella struttura di Gazzi una sovrintendente della polizia penitenziaria è stata colpita da un detenuto mentre cercava di aiutare un collega in difficoltà. Secondo quanto riferito dal sindacato Consipe, l'uomo, un detenuto di origine calabrese, avrebbe reagito con violenza, spinte, calci, pugni al braccio e alla spalla e anche sputi al volto. Nonostante l'aggressione, la sovrintendente riuscì a intervenire e a mettere in sicurezza il collega, evitando conseguenze peggiori. A sottolineare l'accaduto il presidente nazionale del sindacato Mimmo Nicotra, che parla di atto di grande coraggio e chiede che il gesto non venga dimenticato ma riconosciuto ufficialmente, e chiede il trasferimento immediato e d'urgenza del detenuto aggressore, un'azione disciplinare esemplare. L'episodio riaccende l'attenzione sulle condizioni di lavoro all'interno degli istituti penitenziari e sulla sicurezza degli agenti, spesso chiamati a operare in situazioni di forte tensione. Appena giovedì scorso un'altra violenta rivolta era scoppiata nel carcere di Agrigento e adesso il GIP del Tribunale Michele Dubini ha convalidato l'arresto degli 8 detenuti protagonisti delle violenze all'interno del Pasquale di Lorenzo. I detenuti avevano aggredito un sostituto commissario e un altro agente, sottraendo loro le chiavi per aprire le celle e devastando il reparto. Sono stati danneggiati quadri elettrici, estintori, suppellettili. Solo l'intervento della polizia penitenziaria in assetto antisommossa ha permesso di riportare la calma e isolare i responsabili dopo ore di devastazione. Un minore fuma dentro un autobus urbano a Marsala, siamo in provincia di Trapani. L'autista ferma il mezzo, gli intima di fermare, di non fumare, ma lui non risponde. A quel punto lo schiaffeggia. Il comune ha avviato un'indagine e i genitori del ragazzo si sono rivolti a un legale. Sentiamo il servizio. La vicenda è avvenuta lo scorso 29 aprile a Marsala. Il conducente di un autobus di linea cittadina pieno di ragazzi avrebbe schiaffeggiato uno studente perché, invitato a non fumare all'interno del veicolo, avrebbe risposto in modo inappropriato. Il confronto fisico, nato dopo il richiamo dell'autista, è degenerato rapidamente e l'episodio è documentato da un video realizzato da una persona presente. Nelle immagini non si vede il momento dello schiaffo, ma si sente uno schiocco. Il comune di Marsala ha disposto un'indagine amministrativa. Il vice sindaco con delega ai trasporti pubblici Giacomo Tumbarello ha chiesto di avviare le necessarie indagini per accertare la realtà dei fatti. Il rispetto delle regole sui mezzi pubblici è fondamentale, dice, così come lo è il rispetto delle persone e dei ruoli. Sulla vicenda interviene anche la famiglia del ragazzo attraverso l'avvocato Daniele Cimiotta. In una nota il legale sottolinea come dalle immagini emerga in modo inequivocabile lo schiaffo sferrato dall'autista,
definendo l'episodio di estrema gravità anche perché ai danni di un minore e da parte di un soggetto impegnato in un pubblico servizio. Pur riconoscendo che la dinamica sarà oggetto di ulteriori accertamenti, la famiglia evidenzia che nessun comportamento, quando anche inopportuno, può giustificare il ricorso alla violenza fisica. Secondo il racconto del ragazzo, il diverbio sarebbe nato da un ritardo nel risalire sul bus dopo aver fumato alla fermata, comportamento ritenuto biasimabile ma non tale da giustificare quanto accaduto. Viene chiesto perciò un intervento delle autorità per chiarire i fatti ed evitare il ripetersi di episodi simili. A Siracusa, durante i festeggiamenti per Santa Lucia, l'arcivescovo Francesco Lomanto si rivolge agli adulti per stare vicino ai giovani e dice: stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social che hanno rubato il posto all'incontro costruttivo e conducono un pericoloso isolamento autolesionista. Ci fermiamo una breve pausa, poi a Catania andremo in piazza Rosa Ballistreri che, pensate, solo 9 mesi fa è stata inaugurata ma già è nel degrado e nell'abbandono. Siamo a Catania, vi mostriamo le condizioni di degrado di piazza Ballistreri. L'11 agosto del 2025 l'inaugurazione alla presenza del ministro Musumeci. A distanza di appena 9 mesi l'area è già in abbandono. Tonino De Mana. È la prima opera di bonifica urbanistica, di riqualificazione urbanistica che viene compiuta a Catania, credo nell'ultimo mezzo secolo. Non posso che essere orgoglioso. Lo sguardo estasiato del ministro Musumeci che osserva piazza Rosa Ballistreri, dove sorgeva il plesso degli ospedali Santa Marta e Villahermosa. Intorno tanto verde, nuovi alberi e 2 caratteristiche vasche. Era l'11 agosto 2025. A distanza di quasi 9 mesi, quella piazza che rendeva orgogliosi Musumeci, il sindaco Trantino e tanti catanesi è già in totale stato d'abbandono. Le immagini non lasciano spazio a interpretazioni. Il verde è quello incolto e infestante di una vegetazione fin troppo spontanea, erba alta che quasi nasconde una fontana, naturalmente a secco. E che dire dei rifiuti sparsi ovunque, con cestini traboccanti ed anche distrutti. Uno di questi è stato sradicato e scaraventato poco distante. Capitolo fontane. L'acqua non zampilla da mesi, il sistema è stato danneggiato e dentro sono ben visibili carta, plastica e cocci di vetro. Chi passa o frequenta la piazza rimane più che deluso. Era bellissimo all'inizio, ma forse per 2 settimane. È un vero peccato che è abbandonato così. Hai detto che abiti in America. In America, quando realizzano una piazza, cosa fanno poi? C'è un team di manutenzione che viene ogni giorno, appunto. Qua non si vede nessuno. È abbandonata, trascurata. C'è l'immondizia nelle vasche. La superficie totale dell'area è di 4.150 metri quadrati, 1.250 dei quali destinati a verde, sempre più sbiadito ed appassito, con il caldo estivo che rischia di cancellarlo definitivamente. Magistrati catanesi campioni d'Italia di calcio a 8, terza è arrivato la squadra di Palermo. Sentiamo Orazio Longo. Alla fine vince la S Magistrati Catania, battuta Milano in finale. Gli etnei, campioni d'Italia, replicano i successi del 2016 e del 2023. Terza Palermo. La 12ª edizione del torneo nazionale ANM di calcio a 8 si è conclusa all'Etna Padel di San Giovanni La Punta, al termine di 4 giornate intense. La finale ha premiato la formazione allenata dal procuratore aggiunto del Tribunale di Catania, Ignazio Fonso, capace di imporsi per 2-1 su Milano grazie alla doppietta del magistrato Dario Bonanno. Il calcio è una metafora sociale, politica, è un momento di aggregazione, è un momento di comunanza, è un momento di esplicitazione della personalità di ciascuno di noi senza nulla togliere a nessun altro sport, anzi. 13 le squadre provenienti da tutta Italia, tanti gol e un clima di rispetto e fair play che ha caratterizzato ogni gara. L'organizzazione è stata curata dalla S Magistrati Catania insieme al XAIN e a Pianeta Vacanze Consulting con la collaborazione dell'Ansmes Catania. Noi siamo fieri e orgogliosi di aver contribuito alla buona riuscita della manifestazione. In primo luogo abbiamo trasmesso sicuramente il valore importante che è quello della legalità, delle manifestazioni nel rispetto delle regole. La Coppa Discipline è andata all'Abruzzo, il titolo di capocannoniere è stato conquistato da Daniele Moro con 7 reti.
11ª edizione del premio Salva la tua lingua locale, sezione scuola, premiati a Roma, in Campidoglio studenti, scuole pro loco impegnati nella valorizzazione delle lingue locali. Sentiamo. I dialetti e le lingue locali come patrimonio unico da tutelare, valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni. Il senso di Salva la tua lingua locale, 11ª edizione del premio indetto dall'Unione delle Pro Loco d'Italia, da Ali Autonomie Locali per l'Italia, con la collaborazione del Centro Montale e per la sezione scuola dell'EIP, Scuola Strumento di Pace. 22 gli istituti scolastici premiati a Roma, nella Sala Giulio Cesare, in Campidoglio, oltre 90 le scuole che hanno partecipato provenienti da tutta Italia. Dalla musica alla prosa alla poesia, tanti temi toccati, tanti giovani coinvolti. Questo è il valore del premio Salva la tua lingua locale, rivolto alle scuole, perché vogliamo che i ragazzi si avvicinino sempre di più alla propria identità locale, alla conoscenza del proprio dialetto e di parlare sempre di più nella propria lingua. Questo è un modo anche per riconoscere ancora di più la propria identità e il proprio patrimonio immateriale. Per la sezione musica il primo premio è stato assegnato all'IC Margherita di Navarra di Monreale, in provincia di Palermo, alla Luna Giada Di Maria della classe terza B con il brano Maledetta Guerra. Riconoscimento testimone del Genius Loci ad Angela Puglisi, presidente della Pro Loco di Novara di Sicilia. Menzioni d'onore per gli istituti Serafino Amabile Guastella di Chiaramonte Gulfi e rettore Evola di Balestrate. Siamo agli spettacoli. Roberto Vecchioni ad Agrigento incanta con il suo Tra il silenzio e il tuono, e poi il cantautore regala un messaggio al pubblico e dice: amare la vita sempre. Ogni canzone d'amore si perde nel vento, non sai dove va. Applausi, emozioni e parole che arrivano dritte al cuore. Roberto Vecchioni è tornato sul palco e ha conquistato il pubblico di Agrigento con Tra il silenzio e il tuono. Un concerto intenso tra musica e riflessione che ha ripercorso il suo universo artistico, dal richiamo autobiografico di Chiamami ancora amore ai grandi temi che da sempre attraversano le sue opere: vita, amore, sogno e memoria. E le lettere d'amore fanno sorridere. Nella prima parte spazio ai brani più recenti e alle storie di chi ha saputo sfidare il destino e scegliere la vita. Poi il viaggio nel passato. I grandi classici hanno acceso la platea in un coro collettivo carico di nostalgia e significato. Uno spettacolo che ha lasciato il segno, un messaggio chiaro: amare la vita sempre, anche nelle sue contraddizioni, perché è nello sguardo che cambia tutto. Breve pausa, ampia pagina di sport, il calcio, al via i playoff di Serie C, il Catania entrerà in gioco fra 2 settimane. Al via i play-off della Serie C, il Catania entrerà in gioco fra 2 settimane, così come alcune delle rivali più accreditate. Conosciamole meglio. Marco Carli. Piazze storiche affamate di calcio, non come Catania per numero di sostenitori e anche, guardando alla maggioranza delle avversarie dirette, per anni di attesa, ma tutte con trascorsi in B, anche in A e con ultimi anni burrascosi. Sono, secondo i bookmaker, i club che si contenderanno la promozione. Ascoli e Catania le favorite, poi Salernitana, Ravenna e Union Brescia. Partiamo dalle squadre che sono arrivate seconde, come i rossazzurri. L'Ascoli ha sperato fino all'ultima giornata nel girone B, ha avuto la meglio l'Arezzo. I bianconeri sono scesi in C nel 23-24 dopo una serie di stagioni fra i cadetti. La storia è nota, l'Ascoli di Rozzi, delle cronache di Tonino Carino, è rimasto negli annali. Il presente parla di una gran stagione di Duffizzi e Gori, in panchina Tomei, ex Picerno. Nell'Union Brescia, secondo nel girone A dominato dal Vicenza, il punto di riferimento è l'allenatore Eugenio Corini. Nella città lombarda il calcio professionistico è rinato dopo il cambio di sede della Feralpi Salò ed in seguito allo scioglimento del Brescia Calcio per problemi finanziari. Fra le altre favorite c'è la Salernitana, conosciuta dalle nostre
parti, affidata a Cosmi per provare una risalita dopo la doppia retrocessione consecutiva. Terza nel girone del Catania, così come terzo è arrivato il Ravenna nel girone A, sospinto da Tenco Lang e dall'ex Trapani Fischnaller. L'anno scorso i romagnoli sono risorti dalla Serie D, da febbraio a guidarli è Mandorlini. La società prova a risalire dopo il fallimento del 2001 e l'esclusione del 2011, non vede la B dal 2007-2008. Piazze di livello e ce ne sono anche fra le outsider, almeno secondo i bookmaker: Cosenza, Crotone, Casertana, Potenza, Campobasso. Solo alcune delle rivali del Catania, quando entrerà in gioco la squadra di Toscano, saranno rimaste in 8. La vera corsa rossa-azzurra per tornare nel calcio che conta partirà da lì. E il Messina giocherà domenica prossima a Ragusa lo spareggio salvezza. Martedì 12 maggio l'udienza per il ricorso presentato dalla Regina. Sergio Colosi. Domenica prossima si disputerà lo spareggio Ragusa-Messina per la permanenza in Serie D. Con la vittoria 1-0 sul Milazzo, i giallorossi hanno staccato la San Cataldese, retrocessa in eccellenza insieme al Paternò. L'altro spareggio salvezza sarà Vibonese-Acireale. Martedì 12 maggio sarà discusso nel merito il ricorso della Regina che contesta i tesseramenti e l'iscrizione del Messina al campionato. Il club amaranto aveva chiesto il blocco dell'ultima giornata. Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto l'istanza di sospensione del torneo, dichiarando inammissibile il ricorso per gravi vizi procedurali, dalla mancata impugnazione degli atti presso la Lega Nazionale Dilettanti all'assenza del coinvolgimento della FIGC e di Savoia e Nissa interessate al contraddittorio. Mentre il patron della Regina Ballarino insiste su alcune prove in suo possesso, il Tribunale evidenzia che il trasferimento del titolo sportivo e dei tesseramenti operati dalla FIGC alla nuova società ACR Messina costituisce implicito riconoscimento della validità dell'attività sportiva. Calcio a 5, grazie al pareggio in rimonta di Sala Consilina, la Meta Catania chiude in testa la stagione regolare. Sentiamo Marco Carli. La ricerca del triplete può partire. Dopo la Coppa Italia e la Coppa Divisione, la Meta Catania chiude al primo posto la stagione regolare del campionato di futsal di Serie A e adesso nei playoff inseguirà il terzo scudetto consecutivo, il 3 che ritorna. Nell'ultima partita, prima degli spareggi scudetto, ad avere la meglio è stato invece il numero 4, i gol segnati sia dal Sala Consilina che dai rossazzurri. Un 4 pari, colto in rimonta dagli uomini di Guarra con grande voglia, nonostante le assenze di Podda, Tim e Turmena, e grazie alle reti di Silvestre e Musumeci dopo essere andati sotto 4-1, punteggio con cui si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa solo la musica della Meta, che rischiava di lasciare il primo posto alla L84, invece ha reagito. Prima l'azione di Carmelo Musumeci e la rete del 4-2, poi il tiro di Silvestri per il -1. E infine ancora il numero 5 rossazzurro per il risultato finale 4-4 e primo posto in ghiaccio, con la possibilità di giocare sempre al Palacatania le gare decisive dei playoff. Gli etnei chiudono la stagione regolare con 19 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Miglior attacco con 122 reti. Turmena bomber della regular season con 22 centri. Adesso playoff scudetto, gara 1 ad Avellino contro la Sandro Abate il 16 maggio, gara 2 al Palacatania il 21 maggio ed eventuale gara 3 ancora al Palacatania 2 giorni dopo. È tutto, la prossima edizione alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.